Questi padri non sono sospesi sopra qualcosa, ma tra qualcosa, tra quello che sono e quello che vorrebbero essere. Sono sospesi nelle loro fragilità, nei sensi di colpa, nei rimpianti, e questo libro parla di una compagnia di padri che viene creata grazie a una ragazza che li porta ad esprimere le proprie emozioni, ad esprimere la propria paternità o mancata paternità. E ci saranno degli sviluppi in questo viaggio attraverso degli incontri che portano dei temi: il tema dell'aiuto, il tema del dialogo, il tema della scrittura autobiografica e soprattutto il tema delle nuove insidie per i ragazzi, le insidie, un'insidia in particolare che si chiama matrigna digitale. La svolta in questo libro è che in questa compagnia di padri entrano i figli, in particolare due figlie, due ragazze e un ragazzo, che parleranno come fossero loro i genitori dei loro padri. Io devo dire grazie di cuore a nonno Andrea, alla famiglia Manzan, che hanno deciso di donare questo libro nel giorno della festa del papà, ma soprattutto hanno deciso tramite questo libro poi di aiutare un'altra associazione straordinaria che è il Filo di Simo.